1, 2, 3. Sì, un compleanno speciale per la signora Peppina. Sì, un compleanno speciale per la signora Peppina, che mi ha visto crescere perché io ero loro vicino di casa, abitavo proprio nella porta accanto e li ricordo sempre con affetto sia lei che il marito. Un bel traguardo, un traguardo ambito, tra l'altro in buone condizioni di salute, quindi tanti auguri. Una targa al ricordo per la signora, alla nostra cara concittadina Giuseppa Crisci nel giorno del suo 100° compleanno, con gli auguri e l'affetto del sindaco, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Caronia. Ciò significa che a Caronia si vive bene? Si vive bene, sì, la signora Peppina è il primo quest'anno, speriamo che durante l'anno ce ne sono alcuni che sono quasi addirittura d'arrivo, speriamo di riuscire. Buoni auguri alla signora Giuseppa. E per l'occasione anche la banda musicale. La banda musicale che allieta sempre tutte le occasioni del comune, sia civili che religiose, con la loro musica che ormai va avanti da oltre un secolo. La prima cosa che faremo è la benedizione dell'acqua. L'acqua ci ricorda il sacramento del battesimo. Signora Peppina, ora preghiamo che il Signore la benedica e le dia, tanta forza e tanta salute ancora per tanti altri anni. Chissà quante cose ci sono nella sua vita. Chiaramente ci siete 6 o 7 figli, se ho capito bene. 6. Amatevi sempre, questa è una cosa importante. La famiglia soprattutto deve essere luogo dove si costruisce, dove si vive la realtà dell'amore. Bene, facciamo un bellissimo applauso. Ancora tanti auguri alla signora Peppina a nome mio e di tutta la comunità di Caronia. Come abbiamo detto prima dentro, traguardo ambito da molti e raggiunto da pochi. Cogliamo l'occasione di trascorrere questa giornata tutti all'insegna di valori sani, come ha detto poco fa in maniera perfetta Padre Carmelo. La vita della signora Peppina e di tutte le persone di quella generazione rispecchia sempre i valori della famiglia, un po' della nostra religione e della nostra società. 100 di questi giorni ancora. Grazie.